Notata di nebbia qui in laguna questa sera e nuovamente linee interrotte, sospese, deviate, eccetera, 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 purtroppo per i pendolari, per i lavoratori, per le famiglie residenti, soprattutto quelle anche che hanno un peso, un bagaglio o anche un bambino ovviamente da trasportare, con i soliti disagi che si abbattono purtroppo sui lavoratori. La nebbia causa problemi alla circolazione dei vaporetti in città e così il blog Venezia Laguna Nostra torna all'attacco, pubblicando un video su YouTube in cui vengono raccontate tutte le criticità del servizio di trasporto pubblico su acqua. A scatenare la protesta degli attivisti la denuncia di un utente che segnalava il mancato funzionamento del radar su un motoscafo ACTV che doveva svolgere il normale tragitto per il canale della Giudecca e che invece è stato deviato, come accade spesso, lungo il Canal Grande. Ma non è finita qui. Altre segnalazioni davano problemi alla linea 6, interrotta per avversità meteorologica, e alle linee 5.1 e 5.2, deviate via Canal Grande o limitate a San Zaccaria e Santa Marta, con il risultato che anche ieri l'ospedale Santi Giovanni e Paolo è rimasto nuovamente isolato per molte ore. Venezia Laguna Nostra ha chiesto alla Corte dei Conti di indagare, vogliono capire perché i radar pagati dalla regione non vengono utilizzati. In caso di nebbia, con i radar montati, i motoscafi hanno i radar montati, cari amici, sono stati pagati dalla Regione Veneto, che è stata interpellata diverse volte per questa questione, che non ha mai risposto, i radar sono regolarmente spenti, come abbiamo avuto maniera e modo questa mattina dall'informazione arrivata dalla nostra amica Maria, che ha voluto comunicarci appunto il disagio di non aver trovato il motoscafo.